Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli. Oggi la probabile approvazione della finanziaria regionale. Dopo una lunga notte di trattative, nel pomeriggio la ripresa della discussione in aula per gli ultimi 9 articoli. Messina, 3 arresti per la richiesta di pizzo in videochiamata dal carcere alla Cosedil nel cantiere di Fondo Fucile. Febbre alta, gola infiammata, dolori muscolari e l'influenza che corre anche in Sicilia, particolarmente colpiti i bambini. Che sia un Natale di speranza per sanare le ferite dell'umanità, all'insegna dei valori, l'incontro dell'arcivescovo di Catania Renna nel tradizionale incontro augurale con la stampa. Nasce da oggi l'app siciliaweb.it, un prodotto agile per conoscere al meglio l'informazione online e i contenuti televisivi di Telecolor e Antenna Sicilia. Calcio, il Palermo in campo oggi pomeriggio al Partenio contro l'Avellino. Inzaghi chiede ai suoi una prestazione di carattere per centrare il poker di vittorie consecutive. Serie C, il Catania domani al Massimino punta alla vittoria contro l'Atalanta Under 23 per chiudere in vetta il 2025, attesa anche per il derby siciliano domenica al De Simone tra Siracusa e Trapani. Bentrovati, potrebbe essere proprio oggi la giornata dell'approvazione finale della finanziaria regionale. Dopo una lunga notte di trattative, adesso si attende la ripresa in aula, che era stata appunto già rinviata 2 volte per gli ultimi 9 articoli rimasti. Ma sentiamo Maglio Viola. Potrebbe essere oggi il giorno dell'approvazione della finanziaria regionale 2026, nonostante la giornata di sabato. I lavori riprenderanno nel primo pomeriggio dopo 2 diversi rinvii maturati in mattinata. All'appello mancano gli ultimi 9 articoli da trattare, ma su questi, ritenuti importanti da governo e maggioranza, non c'è accordo con le opposizioni e neanche dentro la maggioranza. Si tratta nelle stanze del governo da una parte e della presidenza dall'altra, ai 2 capi opposti del piano nobile del Palazzo dei Normanni. Durante la notte appena trascorsa un primo accordo si era trovato. Dopo 7 ore di trattative in 2 diverse tranche è stato deciso il taglio. Sono 77 gli articoli che confluiscono in 2 diversi DDL stralcio. Uno sarà una vera e propria finanziaria bis che tornerà in commissione per essere discussa fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Un altro DDL ospiterà le norme ordinamentali, ovvero le disposizioni che dettano regole senza disporre spesa. E mentre si cerca la quadra per tornare in aula per il rush finale, Forza Italia è alle prese con le proprie questioni interne. 50.000 le tessere sottoscritte fino ad ora, gli azzurri in Sicilia dimostrano la crescita più volte sbandierata. In questo clima è atteso l'arrivo del segretario nazionale Antonio Tajani, che deve incontrare i dirigenti uno per uno, sia per discutere delle questioni sollevate da Giorgio Mulè, da Tommaso Calderone, sia per verificare gli effetti delle proposte Occhiuto, che dalla Calabria sembra lanciare una sorta di corrente anche verso la Sicilia. Ma la Sicilia conferma la sua linea e si prepara all'elezione del segretario in primavera, con Schifani convinto che non ci sarà una divisione correntizia dei forzisti. È immancabile certamente la discussione in studio quest'oggi sulla finanziaria che ovviamente immaginiamo sia oggettivamente in via di approvazione definitiva. Parliamo del punto e quindi ospito con piacere Luca Ciliberti. Allora Luca. Grazie Roberta. Parleremo di finanziaria ma parleremo anche di documento di programmazione economica e finanziaria, cioè la legge di stabilità dello Stato, quindi 2 finanziarie a confronto, una che si occupa dei temi della Sicilia, l'altra che si occupa dei temi della gente, del paese, quindi le pensioni, l'università, insomma le imprese. Avremo qui oggi, anche per affrontare poi il tema politico che è quello di Forza Italia di cui parlava il servizio, Tommaso Calderone, parlamentare di Forza Italia, quindi uno diciamo dei pezzi da 90 insomma, che in questo momento sta gestendo la vicenda di Forza Italia, gli antagonista alla corrente Schifani per capirci. Avremo la senatrice Daphne Musolino, avremo il senatore Salvo Sallemi, avremo anche SVG che ci spiegherà quel famoso sondaggio che è stato pubblicato in questi giorni con tutti i particolari sul prossimo candidato alla presidenza della regione, cioè chi è in questo momento in vantaggio. È curioso, con risultati sorprendenti, non solo la Vardera.
e quindi appuntamento alle 14:30 dopo il nostro telegiornale con Luca Ciliberti e Il Punto e tutti i suoi importanti argomenti, come sempre l'attualità, la cultura e la politica al centro. Andiamo invece a tre arresti che sono stati comunicati quest'oggi nell'ambito di quella che è stata un'indagine legata alla richiesta di Pizzo alla Cosedil. Sono stati 3 gli arresti, 2 sono in carcere. Ricordiamo che la Cosedil è il cantiere che sta operando a Fondo Fucile. A denunciare appunto questa richiesta di Pizzo era stato il presidente di Confindustria, titolare appunto di Cosedil, Gaetano Vecchio. Sentiamo Francesco Triolo. Tentata estorsione e uso di cellulari in carcere aggravati dal metodo mafioso e dall'impiego di un minore. Sono queste le accuse contestate dalla Procura di Messina nei confronti di 3 persone per l'attentata estorsione alla ditta catanese Cosedil, impegnata in uno dei cantieri del risanamento in città e amministrata dal presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio. I destinatari del provvedimento sono il 24enne, attualmente agli arresti domiciliari Giovanni Aspri, che si era recato in cantiere prima che Giuseppe Surace, 39 anni, e Salvatore Maiorana, di 33, attualmente detenuti in carcere a Palermo e Agrigento, parlassero in videochiamato con quello che pensavano fosse il capocantiere, invece era un carabiniere a cui è stato recapitato un telefonino da parte di un minorenne. In conferenza stampa il procuratore capo Antonio D'Amato ha sottolineato come la mafia cambia pelle ma non sostanza. Le attività estorsive sono il tradizionale strumento parassitario delle mafie, che però assolve anche ad un'altra funzione, quella di esercitare e dimostrare i muscoli sul territorio, perché si deve dimostrare che si continua appunto senza soluzione di continuità ad avere il controllo del territorio. Un fenomeno, quello delle estorsioni, che non registra tante denunce per la paura di atti ritorsivi. In tutte le indagini che svolgiamo, quando emergono degli episodi estorsivi, sia consumati che tentati, ecco, quegli episodi emergono solo ed esclusivamente grazie alle investigazioni, e talvolta successivamente chi è vittima di queste richieste estorsive decide di denunciare, ma lo fa solo successivamente, quando c'è una scopertura delle attività investigative. Ma purtroppo dobbiamo anche dire che in altre circostanze, anche di fronte all'evidenza, le vittime di richieste estorsive non decidono di denunciare. Le indagini proseguiranno per accertare le complicità e le modalità con le quali sono entrati in carcere i telefoni cellulari di ultima generazione, ma anche il ruolo del minore. Antidroga a Catania, la polizia ha arrestato 4 persone, denunciate altre 4, tra cui titolari di cannabis shop che detenevano illecitamente inflorescenze di cannabis destinate alla vendita. Nel quartiere Picanello sono state appunto portate in carcere altre 2 persone, una di origini straniere, l'altra catanese, trovate con 30 kg di marijuana in un appartamento del quartiere San Giorgio. Poi arrestato un 34enne per detenzione di armi, quelle che appunto state vedendo, e droga. Andiamo a notizie decisamente più edificanti, perché sono stati avviati, siamo sempre a Catania, all'aeroporto di Catania, i lavori per la demolizione del Terminal Morandi, propedeutica alla realizzazione del nuovo Terminal B, una delle opere primarie del piano di sviluppo aeroportuale. L'investimento complessivo stanziato per l'operazione è di oltre 3 milioni di euro. Adesso cambiamo decisamente argomento, perché sembra in forte crescita l'influenza non solo nel nostro paese ma anche in Sicilia. Un'incidenza alta con 17,6 casi per 1000 abitanti, dove i più colpiti sono i bambini sotto i 4 anni. Veronica Barbarino. È alta l'incidenza dell'influenza in Sicilia, dove si registrano 17,6 casi ogni 1000 abitanti, un dato che colloca l'isola tra le aree più colpite e conferma come l'ondata influenzale stia circolando con maggior forza nel sud del paese. I più colpiti, i bambini sotto i 4 anni. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, ci sono 816.000 casi di sindromi respiratorie acute nell'ultima settimana, quasi 100.000 in più rispetto alla settimana precedente in tutta
tutta Italia. Secondo gli esperti, il virus influenzale è altamente trasmissibile, ma non emergono al momento segnali di maggiore gravità clinica rispetto ai ceppi precedenti. Oltre ai sintomi influenzali prettamente respiratori, che includono tosse, raucedine, mal di gola, abbiamo dei sintomi sistemici che comprendono febbre elevata, dolori osteoarticolari e muscolari, cefalea. Si sta assistendo soprattutto nei bambini anche a dei sintomi gastrointestinali associati a nausea, vomito e diarrea. Le stime indicano che i vaccini antinfluenzali continuano a proteggere dalle forme più gravi e dall'ospedalizzazione. Le autorità sanitarie ribadiscono l'importanza delle misure di igiene e della consultazione tempestiva del medico, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili. L'arcivescovo di Catania Luigi Renna, nel tradizionale incontro con la stampa, ha ribadito l'importanza di valori come sensibilità e umiltà. Forte e diretto il suo messaggio: che sia un Natale di speranza per sanare le ferite dell'umanità. Tonino De Mana. I conflitti e le tensioni internazionali, il dramma della droga e del crack in particolare che attanaglia Palermo e Catania, la mafia, la corruzione che varca le soglie dei palazzi istituzionali, l'incendio alla scuola Pestalozzi di Catania che però non ha bruciato la speranza, già la speranza che sotto Natale si riaccende nei cuori di tutti. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha sottolineato l'importanza della sensibilità, utile a volte a sconfiggere violenza e odio, ribadendo l'invito ai giornalisti di continuare a fare domande. E a proposito di domande, una la poniamo al diretto interessato. Che Natale sarà per i catanesi? È un Natale di speranza perché ci fa ricordare che Cristo è entrato nella storia per risanare profondamente le ferite dell'umanità. Personalmente anche io sono contento perché in questi giorni una realtà che sta molto a cuore alla diocesi, Loda, finalmente vive la transizione perché va a conclusione il progetto di fitto del ramo d'azienda, per cui i dipendenti sono al sicuro. Loda penserà a sanare i suoi debiti, ma le attività, lavoratori e pazienti con le loro famiglie saranno certamente più sereni. Poi un'anticipazione del messaggio prenatalizio del lupo al presepe con San Francesco e tutti noi. Ho voluto prendere questo episodio dei fioretti di San Francesco che dice che un lupo riesce ad ammansirsi e ci ricorda che la bellissima utopia che in verità è profezia del lupo che dimora insieme con l'agnello è realizzabile nella misura in cui noi ci lasciamo disarmare il cuore dall'amore di Cristo, dalla sua bontà, per una pace disarmante e disarmata. Infine, l'importanza dell'umiltà che, citando Papa Leone XIV, avvicina a Dio e agli altri. Adesso c'è una pausa, ci fermiamo, ma torniamo tra poco per continuare a raccontarvi la storia di Massimo e Mattia, padre e figlio, sfrattati ma che sono stati inondati da un abbraccio di solidarietà e che non trascorreranno un Natale fuori e sicuramente non a cielo aperto, ecco, mettiamola così, ne parliamo tra poco. Siamo tornati in studio. Massimo e Mattia hanno trascorso un'altra notte in un B&B, padre e figlio, sfrattati qualche giorno fa a Palermo. Sperano però di trovare una sistemazione definitiva. Nel frattempo proseguono i gesti di solidarietà nei loro confronti. Emanuela Corsi. Massimo e Mattia hanno trascorso un'altra notte in un B&B. Passano i giorni e padre e figlio, sfrattati per morosità dopo che l'uomo perse il lavoro per assistere la moglie malata, restano in attesa di una sistemazione definitiva. Ogni giorno mi sveglio e dico: poi oggi come finirà, dove andiamo? E quindi stiamo dormendo dove capita, con quello che c'è di disponibile. Ci organizziamo sul pranzo, sulla cena, insomma cose che io sinceramente... non ho manco forza reattiva, perché prima ero ancora più emotivamente preso, adesso sono talmente stanco. Il Natale si avvicina e questo per Massimo e Mattia non sarà come gli altri. I Natali belli io con la famiglia ne abbiamo passati tantissimi, ho tanti bellissimi ricordi, diciamo che per quest'anno vivremo di questi ricordi, se c'è la voglia, ma non so manco se c'è quello. Il pensiero va sempre all'amata moglie, scomparsa prematuramente.
una persona che praticamente non può stare tranquilla nemmeno la morte, perché mia moglie è accanto a noi e vede la situazione. Questa è la cosa che mi fa male, molto male. La macchina della solidarietà continua a muoversi velocemente, sperando in un miracolo di Natale per questa famiglia. Vi faccio sapere se succede questo miracolo, che per il Natale succede nei film, non credo che succeda nei prossimi 3-4 giorni, ma in ogni caso io vi farò sapere, perché sarò contento di farvelo sapere, considerato che vi sento vicini, ecco. E da oggi è possibile scaricare l'app del nostro sito siciliaweb.it, è un prodotto agile, unico, per farvi godere al meglio tutta l'offerta televisiva e sul web. Sentiamo. Siciliaweb.it festeggia 25 anni. Dopo l'operazione di restyling c'è un'altra novità sotto l'albero. Da oggi è a disposizione su App Store e Google Play l'app del nostro sito. Un'applicazione comoda, veloce e intuitiva per offrirvi informazioni a 360 gradi con notizie in tempo reale suddivise per sezioni, il live streaming, i telegiornali e le produzioni televisive di Antenna Sicilia e Telecolor, ma anche gallerie fotografiche, live cam e funzionalità extra come le notifiche push per non perdere neppure un aggiornamento o la possibilità di salvare e conservare gli articoli più interessanti, garantendosi così una consultazione personalizzata e ancora più rapida. Nell'app sviluppata dal nostro partner tecnologico Flazio, le nostre testate Sicilia Web, Antenna Sicilia e Telecolor confluiscono in un prodotto unico nel suo genere per accuratezza, completezza e varietà di contenuti. E quindi, come recita il nostro spot televisivo, Scarica l'app! Scarica l'app! Scarica l'app! Bene, insomma, scaricate l'app, noi invece ci fermiamo per un'altra pausa e torniamo con il calcio, apriremo con il Palermo che gioca ad Avellino, a tra poco. Siamo al calcio, subito con il Palermo in campo oggi pomeriggio al Partenio contro l'Avellino, il servizio. Il Palermo guarda la sfida di oggi delle 17:15 contro l'Avellino con il vento in poppa delle 3 vittorie consecutive, ma anche con una novità tutt'altro che marginale, l'assenza di Pierozzi, uscito malconcio dallo scorso match contro la Sampdoria. Il problema muscolare che ha messo fuori causa l'esterno costringe infatti Inzaghi a intervenire su uno dei tasselli fissi della sua squadra, aprendo un ballottaggio delicato sulla fascia destra, Gyasi o Diakité. Intanto il tecnico spera in una prova gagliarda dei suoi uomini. Dobbiamo continuare su queste prestazioni, al di là del risultato. Ho già detto, non guardo più la classifica, io cerco di guardare la squadra nel suo insieme, nella sua crescita, e domani è un'ulteriore prova importante. Sappiamo che se non siamo il Palermo delle ultime 3 partite facciamo fatica contro chiunque, per cui dipende da noi, però siamo pronti, ci siamo allenati bene. Abbiamo grande fiducia e dobbiamo proseguire nella nostra crescita. Il tecnico piacentino ha poi parlato dei margini di miglioramento della sua squadra. Nel calcio non esiste un vero e proprio piano gara e non si può pensare di dominare una partita per 90 minuti. Per Inzaghi è iniziato un altro campionato. Oggi al Partenio spazio ancora al trio orchestrato da Poyampalo, Leduaron e Palumbo. Il Catania costretto a vincere per agganciare il Benevento in vetta con una formazione quasi obbligata per Toscano in vista della partita di domani al Massimino contro l'Atalanta Under 23. Francesco Triolo. Le motivazioni non mancano, c'è quella di voler chiudere il girone d'andata al primo posto rispondendo alla goleata di ieri sera del Benevento a Cerignola. C'è poi uno stadio stracolmo da salutare e a cui fare un bel regalo di Natale. Ci sono insomma tutte le premesse per una grande domenica per il Catania, che però deve trasferire sul campo tutte le aspettative dei tifosi contro l'Atalanta Under 23. Non sarà facile, soprattutto perché i rossazzurri arrivano non certo nelle migliori condizioni al match di domani pomeriggio, con calcio inizia alle 14:30 e 3 ore di diretta live su Telecolor già dalle 14. Toscano ha gli uomini contati, soprattutto dietro, dove sono solo 3 i difensori a disposizione, formazione quindi quasi obbligata, almeno in difesa, per il tecnico che deve fare a meno dello squalificato Di Gennaro e ha Ierardi e Martic fuori uso.
Toscana quindi Pieraccini, Allegretto e Celli da schierare nel reparto arretrato. A centrocampo Quaini sarà titolare accanto a Di Tacchio. L'altra novità riguarda il ritorno a sinistra di Donnarumma con Lunetta riportato sulla tre quarti accanto a Jimenez, ex della gara, a discapito di D'Ausilio, titolare a Potenza. In attacco fiducia al neopapà forte che ha già la dedica pronta per il piccolo Leonardo. Restiamo alla Serie C, domani sera l'atteso derby siciliano tra Siracusa e Trapani. Sergio Colosi. Tra pareggite e possibili penalizzazioni, Siracusa e Trapani si sfidano nel derby del De Simone, che vale tanto per la classifica delle due squadre. Legate da un cammino simile nelle ultime settimane con 2 pareggi del Siracusa e 3 del Trapani, ad entrambe serve la vittoria nell'ottica dei rispettivi obiettivi e anche in considerazione di una futura penalizzazione che toglierebbe 4 punti agli azzurri nonostante le rassicurazioni del presidente Ricci e 8 ai Granata, motivo per cui il derby assume maggiore importanza. Sulle formazioni lo squalificato Turati, che seguirà l'incontro dalla tribuna insieme al vice Spinelli, sembra avere più certezze di Aronica, costretto a fare i conti con alcuni probabili partenti. In difesa Sciapola favorito su Bonacchi, che ha scontato la squalifica. A centrocampo rientra il capitano Candiano, che farà coppia con Limonelli. In avanti Valente e Parigini esterni, Ba centrale a supporto dell'unica punta Molina. Trapani con Moto e Marcolini, attese novità su Di Noi e Fischnaller, da 2 turni convocati ma puntualmente non presenti in distinta e forse in lista di partenza a gennaio. Tutto, vi lascio al punto e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 19. A tutti un buon pomeriggio.